Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Fly Simulator e qua siamo in modalità carriera, perché con un'applicazione, un programma uscito da poco, sto cominciando, cioè ho già cominciato una carriera con appunto con Flight e mi sto gasando a bomba. Siamo in Bulgaria ragazzi, con la Bulgaria Air o Air, lascio sempre a voi la scelta. Sta piovendo, sto beccando tutti i giorni pioggia nella tratta Sofia-Varna e usciamo un attimo da Fly, nel senso andiamo qua. Perché, raga, questo è Pilot's Life, capitolo 2. Una cosa incredibile, praticamente è un simulatore della carriera da pilota. Allora, andiamo in dashboard un attimo e vediamo qua. Allora, praticamente sono appunto con la Bulgaria Air, questo è il comandone. Che dire, ho fatto i primi voli, ho fatto 8 voli, sono ancora junior first officer. Chiaramente per arrivare a primo ufficiale ho ancora molta strada da fare. Ripeto, 8 voli, ho volato per 12 ore, ho conquistato 5 achievements, prendo $31 all'ora, che non è tanto, e in conto ho $2.200. Allora, io ho cominciato da questa compagnia perché è l'unica che mi ha offerto qualcosa, perché sono ancora una pippa, diciamo, ovviamente, e quindi non ho offerte. Domani, perché ogni 7 giorni hai nuove offerte. Il mio obiettivo però è questo. Se mi arriva l'offerta meglio, ovviamente, ma io voglio puntare tutto, perché insomma cioè, diciamo che questa è la prima compagnia, ho fatto i miei voli, basta, però io voglio andare con Volotech, che sapete che è una compagnia che amo. Ci sono tutte, ragazzi, tutte le compagnie. Io ho preso, adesso vi spiego perché io ho la licenza per l'A320, che l'Airbus è il mio preferito. Però capite che la Volotea praticamente usa quasi sempre gli A320, A319, fa tutte rotte europee, è una livrea che amo e quindi questo è l'obiettivo. Perché chiaramente no, scusate, qua che sono, diciamo, uno shop per avere un booster per l'esperienza, robe così, ma non ci interessa sinceramente. Però chiaramente adesso voglio mantenere la licenza per vedi Aircraft licenze per la famiglia degli A320. Mi interessa questo, cioè dei 18, 19, 20, 21, che sono quelli che amo di più. Poi piano piano magari ci facciamo l'Airbus e le Boeing e altre compagnie. Quindi niente ragazzi, questo è i voli che ho fatto, questo è il volo, l'ultimo volo che ho in scheda per oggi, dalle 6:30 alle 7:20, da Varna appunto Airport a Sofia, che è, diciamo, l'hub della Bulgaria Air. Ecco, una figata mostruosa. Tu dopo, una volta che finisci le schede, ne puoi generare altre e capire che voli ti dà la compagnia. Questo è il logbook, è chiaro che al 100% non ce l'ho ancora, però sono riuscito a fare l'ultimo che ho fatto, 94 di score su 100, quindi molto buono. Ho fatto chiaramente Varna, Sofia, Sofia, Varna, poi ne ho fatto uno dalla Luxor in Oman, comunque ho fatto dall'Egitto al Kenya, che è un altro volo che fa una rotta di questa compagnia, e un'altra invece dall'Oman, non mi ricordo dove, la Sri Lanka forse, sì, Sri Lanka. Questi due voli molto lunghi da 4 ore, però se hai uno scopo è fantastico, insomma, e quindi così. Quindi oggi ci facciamo un volo, penso sia l'ultimo con questa compagnia, appunto, da Varna a Sofia, e saluto. C'è da dire che se andiamo a vedere la dashboard c'è anche una classifica dei voli, cioè dei piloti della varia compagnia. Se noi andiamo qua a Bulgaria Air Leaderboard, siamo 53esimi, che ci sono tutti quanti i piloti di questa compagnia. Il primo ha fatto tipo 67 voli questa compagnia, è pazzesco. Vabbè, che altro dire? Qua adesso andiamo su Flight. Io chiaramente per avere il 100% devo riuscire, più punti faccio, chiaramente più esperienza c'è, a non sbagliare le procedure. Quella 94% è stato un colpo di culo grandioso, speriamo di continuare così. Questo è il volo, appunto, Varna-Sofia, e volevo farvi vedere una bella chicca. Eccolo qua, per esempio qua, vedete, c'è questo, ecco qua siamo un aereo, eccolo, questo è il signor Martin Simon, col KLM, che arriva a Venezia, fatalità. E sono tutti quelli, diciamo, del programma, di questo programma stupendo, tutti i piloti online. Wizz Air, questo a Roma, Mario Banin, il nostro mitico Mario Banin, è una persona vera e me la godo. Vai raga, adesso torniamo però qua. Abbiamo anche la possibilità, vediamo, ok, bene. E andiamo, cerchiamo di non far cappelle, chiaramente in video farò cappelle a nastro, ma che raga.
Ma sta nevicando? Sembra Mamma mia, pioggia battente. Pazzesco. It's incredible, Beppe. It's incredible. Ok, abbiamo penso tutto. Adesso, ok. Vado a vedere una cosa però su Flyradar 24. Che proprio pioggia, sta piovendo, ma chiaramente il meteo è reale. E niente, siamo in condizioni un po' così, speriamo bene, direi che possiamo anche andare, vediamo se qua abbiamo tutto, chiaramente qualche procedura sono sicuro di non dimenticarmela. Siamo in taxi, ok, vabbè. Perché quando registro, ragazzi, divento più pippa del solito, ovviamente. Tempo ancora lo sto beccando, sempre brutto tempo, è pazzesco. Comunque le cose che il joystick nuovo, il tutto è veramente tanta roba, eh. Cioè, per gli Airbus ho fatto apposta, si vede, qua cerchiamo di non andare veloce perché qualsiasi errore. E qua sono i classici vaneggi soliti. Qua vabbè, chiaramente sugli aeroporti piccoli non vado a fare il push caz perché non c'è, nel senso, quindi non posso neanche farlo fatto bene perché questo è un aeroporto piccolino. Ma guardate il tempo, sono le 6:30 ed è un tempo a dir poco afrodisiaco, infatti anche il radar ci dà pioggia battente, speriamo di trovare un tempo migliore a Sofia perché sennò l'atterraggio sarà una pippa obesissima. Condizioni non facili. Questo volo l'ho già fatto 7-8 volte, però se hai uno scopo tutto è fantastico, cioè non mi sto mai annoiando, adesso però voglio andare in volotea, spero già domani di avere l'offerta, se non mi arriva l'offerta la faccio io e il giorno dopo mi danno la risposta, ma credo di sì, ho tutti i requisiti per andare in volotea. Chiaramente è tutto reale, se ho fatto i primi 7, cioè se tu per 7 giorni non puoi cambiare compagnia, cioè non è che poi ogni volta fai quel cavolo che vuoi. Andare più piano che posso, perché sapete che io non riesco mai a... Cioè, nel senso, quando vado un po' così... Guarda che pioggia, raga, mamma mia. Beh, l'ultimo volo, che sono arrivato chiaramente a Varna, perché fa Sofia-Varna e poi devo tornare indietro, ovviamente, tutto come la realtà. Ho beccato proprio un vento pauroso, eppure ho fatto l'atterraggio migliore, mi è andata di culo, raga, cioè, culo cumendiano al 100%. Qua, vedi, qua già... No, beh, più uguale, dai. Ok. Aspetta un attimo, però che adesso piazzo. Vai. Ok. Boh. Va bene. Io parto da qua, me ne sbatto, questo non dovrebbe darmi problemi. Sono un po' avanti in realtà, ma ce la facciamo. Comunque quando registriamo dobbiamo cazzeggiare un po'. È obbligatorio. E si parte, ragazzi, da Varna Sener per Sofia, la capitale bulgara. Vogliamo trovare Ristov Stoichkov. Speriamo di non trovare brutto tempo. Eccoci qua. Mamma mia. Condizioni come al solito proibitive. Ok, carrello. Vai. Andiamo già a 28, sapevo. Cosa succede?
Cioè, incredibile, la prima volta che mi succede sta cosa, ho sbagliato troppo presto, fa sempre le cagate. E qua poi sta bug qua. Niente, ciò, mai successo, tac, mi succede adesso. Quindi già il 100% è escluso che sia durato un secondo. Ma perché sta roba, sto vaneggio? Forse è il vento, non lo so. Mamma è... a questo punto viene da pensare che il tempo mi ha fatto qualcosa, perché ho fatto una procedura standard, solita. Vabbè, vaneggio. Beh. Panico kumendiano. Si vede niente, che palle però. Io non capisco perché dopo mi toglie via il volo. Vabbè, intanto finché qua vaneggia. Qua possiamo vedere che il nostro Airbus è partito. Qua c'è il tempo. 4 minuti, siamo in volo. Diciamo da quando siamo al gate, e qua flight time 2 minuti. Ok. E adesso si può godere però, ragazzi. Mi dispiace per subito il vaneggio, che chiaramente c'è. Allora, qua bisogna fare sta roba, non chiedetemi perché. Voglio cambiare vedi adesso il temporale verso sinistra. Voglio cambiare la TC perché è stupido se no andiamo senza TC, perché è fastidiosissimo. C'è sto bug che non capisco. Io seleziono le FR e tutto, e poi devo fare tutto, che palle. In realtà stavolta, incredibile, tutto diverso. Cioè registro, mi va in stallo un secondo, non si capisce perché, e mi dà un 8-0. Vediamo se mi fa stare al 2-8, però posso dirti, me lo chiedo già così mi tolgo sta cosa, perché dopo l'ATC comincia a starmi sui maroni. Tutto a posto. Vedi che mi sono già dimenticato una cosa. Questo mi sono dimenticato. Ma guarda che pirlotto. Vedi? Parlando e tutto, ti dimmi. Anche questo mi ciao. No good, no good. Purtroppo questo è il mio grosso problema. Quando registro non sono attento. Quindi sarà forse il peggior volo, grande, perfetto. Male, molto male, ragazzi, molto male. Devo imparare che quando registro sono attento, perché se no, cioè, faccio una carriera magari in single player. Avete visto, beh, comunque ho fatto 80, 83, 78, 94, adesso farò una schifo, perché registrando, parlando, sparo vaneggi. Guarda che bello però qua. Adesso il tempo sta migliorando, ottimo. Guarda che cielo, signori. E si gode. Volo con voi non devo fare cagare, cioè addirittura dimenticarmi le luci, che è la cosa che ho sempre fatto giusta, guarda. Che nervi, vabbè. Quindi qua abbiamo detto che c'è il volo, vediamo se qualcuno pensa che una volta ho visto un collega della mia compagnia partire per lo stesso volo, pazzesco. Troppo figo, qua non c'è nessuno però, noto da questa parte qua. Spero di non andare troppo giù con le statistiche, perché è una media di 81 mi sembra. Poca gente oggi. Aspetta, facciamo un bel refresh. Ok. Oggi è giornata di registrazione, tutti spariti. Ovviamente. Non troviamo nessuno. Perché ti avevo già fatto vedere, però volevo capire se ancora c'è gente, insomma. Ok, buon. Allora qua per esempio vediamo. Ma no, cioè sto schizzando malissimo. Ecco, vediamo questo. Questo è il signor Fabio ZTZ. Croatia Airlines. Ok, adesso siamo un attimo qua, voglio far vedere un attimo il programma ancora. Ve lo consiglio. Vediamo una media rating 83.25. Cazzo, non possiamo buttarlo troppo giù. Invece sono sicuro che andrà giù, perché ho già fatto errori che non ho mai fatto. Ah, Dio mio. Vai. Qua qualche foto. Una, molto bella. 2, stupenda secondo me. 3, afrodisiaca. E si gode.
Voglio vedere una cosa però andiamo a Sofia, vediamo che tempo troviamo a Sofia. Boom boom boom. E bla bla bla. Che palle, oh. Pioggia, gomme da bagnato, signori, a Sofia. Piove in città, quindi secondo me lo becchiamo anche in aeroporto. Vabbè, molto bene. Tutto regolare, signori. Qua abbiamo un po' di traffico, sì. Ok. Buono, raga, siamo in climb. E vediamo se riusciamo a salvarci con l'atterraggio, che di solito ho un po' la nota dolente come indiana, quindi di solito faccio tanti punti prima per dopo cappellare magari l'atterraggio, perché quello del 94 ho fatto un... cioè, guardate che roba. Non lo devo far vedere perché... solo che ho proprio sfiga quando registro, sfiga, c'è da fare. Allora, dettagli. Vedi, per esempio qua ho sbagliato, in taxi sono superato i 30. Le luci, ecco qua ho dimenticato le luci. In climb, vabbè, bello. E i spoiler, però per adesso tutto perfetto. Landing rate 29, cioè è buono, cazzo. E il GeForce 1. Vabbè. Ho sfilato il 100. Qua farò, spero, sta sugli 80, ma la vedo dura perché cazzo dimenticarmi le luci è una cosa grave. Le luci in fase di decollo, vabbè. Va bene, Cuba. Tanto noi ci godiamo la magia di Fly, che è qualcosa di sublime. Ok, siamo così che sono più tranquillo con la velocità, che per il momento non cambiamo, però andiamo giù così. Che ho visto che ho fatto meno errori. Ormai sta rotta la conosco a memoria. Ci manca ancora comunque. Boh, quindi inizia la discesa cumendiana. Questa è la barra. Siamo circa a metà adesso. E vediamo questo al 99.9, l'ultimo volo con la Bulgaria Air. E poi volo TEA, perché voglio volo TEA. Anche Vueling mi piace tantissimo, però sono 3 stelle in questo momento. Devo puntare alle 2 stelle cumendiane se voglio portare a casa il risultato. Insomma, andare in una compagnia dove ha tanti voli proprio con Airbus e tutti fighi. Cioè, sicuramente con Vueling 3 stelle è difficile che... C'è anche una tabella dove posso capire se mi accettano o meno il lavoro, però voglio andare sul sicuro, onestamente. Diciamo, quando ci sono nuvole così con l'alba o tramonto è sempre una gioia visiva mostruosa, bellissima. Ok, vediamo un po' come siamo. Dai, ormai tra un po' iniziamo l'approach come andiamo. No, aspetta, cioè è spaventoso. Prima volta che mi succede che sono troppo alto in finale, non chiedetemi perché. Credo che c'è stato un aggiornamento, non so se c'è qualche bug, qualcosa. Che do cogliombari però. Allora. Sono giù più veloce del normale a livello di ratio, boh. Non lo so, non voglio dire niente, però. Vediamo se ci salva magari. Probabilmente dovrò andare in pilota automatico prima. Che palle, oh. Sfighe cumendiane. Tempo anche non bello. Pioggia a Sofia. C'è ancora un po' di margine per riuscire a fare un atterraggio decente. Tanto gustiamoci un po' qua. E speriamo, raga, speriamo. Chiaramente sono sempre licenze poetiche come gli anni, però sono altri, lo sappiamo. Qua abbiamo le nostre visuali bellissime. Qua piove, però. Piove adesso se...
Inizia il pioggione bulgaro anche qua. Bellissimi però i colori, bellissimo tutto. Ora faccio 2 foto, vediamo quale mi convince di più per la copertina. Ecco, veloce, perché noi facciamo le foto così e stiamo per atterrare, cioè tutto regolare, tutto regolare. Non ho preso il sentiero di discesa ovviamente perché... Mamma mia. Vabbè, ce lo spariamo in manuale probabilmente, eh? Il sentiero di discesa non l'ho preso perché sono troppo alto. Vabbè. Facciamo così, ascolta raga. No, ma perché? No, fioi. E andiamo. Non ho scelta. Purtroppo non c'è scelta, siamo in manuale già da qua. Prima volta che mi succede. È pazzesco, quando registro è così. Piano, piano, come piano. Possiamo tranquillamente fare un buon atterraggio. Cioè, siamo in linea, siamo un po' alti ma non troppo. 500. Adesso siamo un po', c'è un po' di vento. Aia. Questo non ci voleva. Questo magari no, che nero. Piano, piano. Siamo alti, siamo alti. Siamo alti. Calma, calma, calma. Un po' brusco. Un po' brusco. Non lo so. Non lo so sinceramente. È tutto da vedere perché... sicuramente non perfetto, boh. Vedremo adesso i risultati. Ok. Ok. Ci potevo fargli anche delle cose. La joystick sono proprio rimbambito. Facciamo le ultime operazioni. Facciamo così, ma sì, diamo libero accesso a tutto. Starò sbagliando, ma sto ancora pensando all'atterraggio, sinceramente, che boh. Non mi ha convinto troppo. Andiamo al gate. Sofia. Ok, andiamo. Non abbiamo trovato traffico, per fortuna. Nuovo qui. E niente, il primo volo della carriera online, sì, diciamo in video completato. Atterraggio, dai, adesso vediamo. Spero di stare sugli 80, cazzo che le luci iniziali, quelle mi tolgono via punti importanti. Ahimè. Però un bel inizio di giornata qui a Sofia. Cielo bello, pioggia, ma sfumature importanti. Panico, come andiamo? Forse siamo tutto a cannone con la grafica al massimo. Aiuto. Comunque atterraggio, dai, non so, mi dà proprio fastidio il discorso luci, perché è quello che ogni tanto sbaglio, soprattutto, cioè la sequenza, le cose, perché non sempre mi ricordo, però, dai. Abbiamo fatto atterraggi molto peggiori. Ok. Noi lo cazziamo qua.
Ok. Perfetto. Strumento 8. Salutiamo tutto. Vediamo se possiamo. Servizi a terra. Dai, facciamo tutto. Rampa. Aeroporti qua non c'è perché comunque sto registrando tardi e non ci sono voli in realtà. Rampa in arrivo. Bagagli. Baggage. Perfetto. E il catering. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti. E sinceramente merita tanto. Capolavoro signori. Buono, buono. Adesso andiamo a vedere com'è andata. Allora. Buono. Chiudiamo e vediamo. Vediamo se è clemente magari il nostro simulatore. 80, dai. Siamo in media. Allora, landing rate di poco, cannato purtroppo. Le luci era qua, questo è stato, porca miseria, potevo far bene, ho sbagliato due cose che non sbaglio mai praticamente, pazzesco. Qua sempre un po' veloce, non mi sono accorto sinceramente. Niente, peccato perché diciamo senza errori mai fatti andavo secondo me anche al 90 perché 7 punti 7-14, anche qua lo faccio poche volte, questo lo sbaglio sempre, non capisco perché. Pazienza raga, peccato però, infatti potevo stare tranquillamente sopra il 90. Ok, come score siamo scesi un pochino, siamo 82-89, vabbè ragazzi, pazienza. Raga, sotto il comandone veneziano, questo diciamo è il primo volo con la carriera comandiana. Adesso spero di andare in volo te e comunque ci saranno molti video e vediamo, non prometto nulla, qualche live. Raga, alla prossima, ciao!